Buongiorno, buon fine settimana, benvenuti nella nostra trasmissione, nuovo appuntamento con il punto. Oggi, nella trasmissione di oggi, nel dibattito parleremo di giustizia, i temi della giustizia, parleremo del referendum, della riforma costituzionale che si avvicina, si voterà a fine marzo, tutti i temi ovviamente che sembrano molto distanti dai nostri telespettatori. Spesso questo referendum infatti non sta scaldando gli animi, però noi cercheremo di spiegare in parole semplici cosa succederà. A proposito di giustizia, per oggi nell'anteprima ho voluto ospitare Claudio Fava, che saluto. Buongiorno Claudio Fava, collega giornalista, scrittore. Insomma, ha avuto un trascorso anche in politica. Allora, Claudio Fava, perché ho voluto Claudio Fava? Perché questa settimana se n'è andato uno dei boss più sanguinari della mafia di Cosa Nostra, Nitto Santapaola, che ha segnato evidentemente un'epoca. Nitto Santapaola è il mandante dell'omicidio di Pippo Fava, il papà di Claudio Fava. Allora, Claudio, intanto ti chiedo subito, qual è stata la sensazione a distanza di tutti questi anni? Si chiude un cerchio o no? Ma nessuna in realtà, non c'erano particolari sensazioni. Pensare che in questi casi si senta sollievo che sia vissuta la morte di una persona come Santapaola come un rimedio è lontano dalla realtà. Santapaola era fuori dai miei pensieri ormai da decine di anni. Diciamo, la sua morte ha portato un altro pensiero, non tanto legato a lui, quanto a tutti coloro che si porta dietro, tacendone i nomi e tacendone le protezioni. Santapaola non è stato soltanto uno dei boss più sanguinari, come dicevi tu, è stato anche uno dei capimafia più protetti in assoluto in questo paese, tra i più protetti. E questa rete di protezione, che era un pezzo di sostanza strutturale di un sistema di potere, è stata svelata soltanto nel suo apice violento, la funzione di violenza e di deterrenza esercitata da Santapaola e dai suoi, ma tutti coloro che lo hanno accompagnato in quegli anni di piombo feroce e impuniti che ha conosciuto la città, ecco, questi sono nomi che si è portato dietro nella tomba con un estremo atto di viltà. Io non lo considero né un atto di coerenza né un atto Claudio, a di proposito, coraggio. quando fu arrestato Santapaola nel 93, come tutti poi abbiamo imparato ovviamente nel tempo, dagli anni 90 in poi, a capire, diciamo, era quello che si diceva, no? Tutti questi boss non si allontanano mai dalla loro sfera di appartenenza. Santapaola fu arrestato in provincia di Catania, Matteo Messina Denaro fu arrestato diciamo, a Palermo, ma viveva nella sua a Castelvetrano, insomma, comunque in quella zona del Trapanese. Rina viveva a Palermo, insomma potremmo fare tantissimi esempi. Questo a testimonianza di quello che dicevi tu, no? Che questi boss sono comunque protetti da una cerchia di persone, insomma alcuni anche autorevoli, che gli hanno garantito di poter operare diciamo, diciamo, la presenza di Santapaola sul suo territorio era necessaria a lui, ma necessaria anche a quelli che non solo lo proteggevano, ma si servivano dei suoi servigi. Alla fine, se ci pensiamo, Catania è stata una città mai sfiorata da altre forme di criminalità violenta come sequestri di persona, tranne pochissime eccezioni. Non ci sono mai stati insediamenti del terrorismo rosso in questa città. La funzione di Santapaola era anche quella di garantire una certa sicurezza sociale di coloro che poi gli offrivano la propria protezione, per cui c'era un patto di reciprocità, uno scambio utile dal quale ciascuno traeva forza. Avere accanto Santapaola ti permetteva di arrivare ad appalti ai quali non saresti mai arrivato, avere accanto a Santapaola ti permetteva anche una facilità, un abbrivio nelle carriere politiche. Avere accanto a Santapaola ti permetteva persino carriera tra le forze dell'ordine o in magistratura, e credo che in questo Catania abbia avuto una storia del tutto singolare, molto più, come dire, esibita, manifesta. Non c'è una fotografia di Totorina a fianco del prefetto e del questore a inaugurare una sua concessionaria d'auto. C'è la foto di Nitto Santapaola col questore e col prefetto e col giornale locale che pubblica quella foto
senza un rigo di commento. Come dire, Santa Paola faceva parte del panorama, del paesaggio quotidiano di ciò che era quella città allora. A proposito di allora e a proposito di oggi, mi hanno colpito nelle ore successive, diciamo, la notizia della morte di Santa Paola. Addirittura oggi sui social si legge di tutto, però addirittura dei messaggi di cordoglio nei confronti di Santa Paola, della famiglia, ancora esaltazione del personaggio. Ho visto una foto con lui con la corona e lo scettro, quindi visto ancora come un re. C'è ancora questa società che inneggia al boss, che inneggia non tanto alla criminalità organizzata quanto ai capi della criminalità organizzata, li vede come leader in qualche modo. Ma io penso che questi uomini siano diventati dei malinconici miti a prescindere da loro stessi. Mi raccontava il presidente del Tribunale dei minori di molti ragazzini tirati via dalla strada, che magari con una pistola in mano, e che ti dicevano che per loro il mito, colui a cui volevano rassomigliare, era Nitto Santa Paola. Non sapevo nemmeno che fosse, che faccia avesse, non l'avevo mai visto, no? Però nelle leggende arrivava questo mito, diciamo, di forza e di impunità. In realtà, se poi ci pensiamo, che è quello che si cercava di spiegare a questi ragazzini, quest'uomo si è fatto 33 anni di ergastolo, 11 anni da latitante, più di metà della propria vita in galera scappando, e si è portato dietro un significativo peso non soltanto di responsabilità, ma anche di menzogne e di omissioni su quelli che gli sono stati accanto. Non penso che sia una storia, non dico da imitare, ma nemmeno da considerare con stupore o con ammirazione. È un uomo che ha fatto della violenza il proprio mestiere, ma è stato anche capace di mettere questa violenza al servizio di chi ne aveva bisogno, perché il sistema di potere a Catania camminasse su gambe solide. Senti, mi ha colpito anche uno strano silenzio, no? Diciamo, alla morte di Santa Paola, che non è lo stesso, diciamo, che c'è stato alla morte degli altri. Perché dici strano? Perché è strano? Beh, per me l'ha fatto strano. Il problema sono questi 33 anni di silenzio di Santa Paola. Secondo me molti a Catania hanno tirato un sospiro di sollievo, apprendendo che Nitto Santa Paola è morto, senza fare taluni nomi, ma se avesse deciso di raccontare cosa è accaduto in quegli anni, avrebbe dovuto fare i nomi di procuratori della Repubblica, di questori, di imprenditori, di deputati, di giornalisti. C'è un pezzo di città che non soltanto ha tirato un sospiro di sollievo perché è morto, ma che non ha alcuna intenzione di parlare. Anche a me, diciamo, un po' ha stupito il silenzio, per esempio, della politica. Alla fine Santa Paola è un pezzo della storia di questa città, è una storia che ancora aspetta di essere scritta davvero, ma è come se nessuno in quella città, o pochissimi, avessero voglia di scriverla questa storia. Sì, d'altronde poi comunque i politici comunicano per qualunque cosa, quindi cioè, sarebbe stato un comunicato. I politici comunicano, dico, per qualunque cosa, un comunicato stampa, diciamo, non si nega a niente e a nessuno. In questo caso, anche qui, silenzio tombale, è proprio il caso di dirlo. Esatto. San Cristoforo, io ho letto nei giorni scorsi anche un po' delle testimonianze del quartiere, questo quartiere che poi era il quartiere di Santa Paola, o comunque cui Santa Paola era legato, anche oggi centro di criminalità organizzata, piazze di spaccio ovunque. Il parroco dell'oratorio delle Salette, che è l'unico centro di aggregazione, diciamo, di quel quartiere, amaramente ha detto: guardate, qui è inutile fare finta di niente, non è cambiato niente, e anzi i miti anche per i ragazzini, come dicevi tu, sono Nitto Santa Paola e i boss della criminalità organizzata di Cosa Nostra. Ma sai, questi quartieri sono degli ostaggi di personaggi come Santa Paola e di quelli che li hanno accompagnati durante la loro carriera. Sono condannati a un destino marginale. Come dire, li rimuoviamo subito dalla nostra attenzione. Il giorno dopo i funerali di Santa Paola, un po' di gossip mondano e malinconico escono dalla nostra attenzione. Questi sono quartieri che tu puoi restituire un'altra idea di vita, di civiltà, di futuro, di speranza, soltanto se entri dentro investendo su quelle vite, investendo su quei luoghi. Altrimenti sono soltanto contenitori di nulla, di attesa, e naturalmente l'attesa si fa rassegnazione, poi si fa disponibilità per chi paga di più, per chi è pronto a prendersi la tua anima, la tua vita e farne carne
da macello per le sue guerre, però non basta soltanto assistere. Io in questo senso penso che la politica in questa città negli ultimi 40 anni abbia avuto delle responsabilità molto gravi, perché ha considerato questi luoghi soltanto un bancomat elettorale per raccogliere consensi, ma è un luogo in cui costruire un investimento che non fosse una facile elemosina, ma il tentativo di reinsediare in questi quartieri luoghi, presenze, significati di normalità di cui San Cristoforo ha bisogno, altrimenti resterà sempre il ventre molle di questa città. Senti Claudio, in chiusura, tu l'hai incontrato Santa Paola 2 volte. Sì, ho incontrato 2 volte casualmente, ovviamente, non sono andato a cercarlo come ogni tanto si usava fare con gli ergastolani al 41 bis. L'ho incontrato una volta quando l'hanno arrestato, ero in questura, lo vidi che lo portavano via, un'altra volta casualmente ero con la Commissione Antimafia in visita nelle carceri di massima sicurezza per avere garanzie sul trattamento di decoro che venisse garantito ai detenuti, soprattutto a quelli al 41 bis. Casualmente passando davanti a una cella che era aperta, c'era la grata di ferro che ci separava. Lo vidi, lo riconobbi, lui riconobbe me, si avvicinò, fece un lungo monologo, il cui senso era: io sono innocente, aggiungendo una serie di tratti pittoreschi, folcloristici: quando ci vedremo l'altro mondo, io e suo padre ci stringeremo la mano. Io devo confessarti che rimasi ad ascoltarlo anche per rispetto, nel senso che quando c'è un uomo che sta dall'altra parte di una grata, di una gabbia, non è bene andarsene. Aspetti che finisca di parlare, non dissi nulla, non commentai nulla, mi limitai ad ascoltare e mi restò dentro una grande tristezza pensare che quest'uomo era costretto a recitare questa parte da decine e decine di anni come un automatismo necessario, che era l'unica cosa che era rimasta: fingere di essere un altro dentro questo ruolo che si era costruito addosso. E mi è sembrata un declino, una parabola molto triste, molto malinconica. Non aveva nulla a che fare con la morte di mio padre, ma era con, l'agonia di quest'uomo che per esistere, se mi vede, ha bisogno di cominciare a raccontarmi palle. Senti Claudio, ti faccio un'ultima domanda, perché oltre al dolore di aver perso un padre, tra l'altro eri giovanissimo, ucciso in questo modo barbaro, insomma, dai criminali, e per anni tu hai dovuto subire un'altra violenza sulla tua pelle, cioè essere il figlio di, no? Ogni volta che tu occupavi un ruolo o comunque arrivavi a un certo punto della tua carriera, tu eri sempre il figlio di, no? Questa cosa te l'hanno rinfacciata in tanti, e tu tante volte, ovviamente anche con la tua attività quotidiana, col tuo valore, hai fatto capire che essere il figlio di non vuol dire niente, anzi è un dolore che ti porti dentro. Ma sai, all'inizio essere il figlio di è stata soltanto una penitenza, nel senso che quando è morto il direttore dei Siciliani noi siamo stati al centro di un'aggressione concentrica, perché bisognava far chiudere il giornale dopo aver ammazzato il direttore, quindi essere il figlio di in questo caso era una condizione di ulteriore fatica, di ulteriore solitudine. Poi certo, le schiere degli idioti che pensano che la tua vita sia un appendice alla vita di tuo padre sono sempre generose, abbondanti. Io in questo ringrazio mio padre, che mi ha aiutato a imparare un mestiere, il mestiere di giornalista, e poi il mestiere più importante, la scrittura, una conseguenza di questo mestiere per me. Ecco, mi ha insegnato a vivere, a attraversare questo mestiere senza mai farmi sentire suo figlio. Quando era direttore, quando è stato il mio direttore al Giornale del Sud, ero un giovane cronista di Nera, avevamo 100 ammazzati l'anno, e quindi fare il cronista di Nera in quegli anni era cosa abbastanza, intensa. Avevo 23 anni, 22-23 anni, e io ero quello che si prendeva le cazziate più pesanti dal direttore Giuseppe Fava, e questo mi ha aiutato a sapere che quello era il mio mestiere, non era un mestiere né ereditato né raccolto come un'elemosina, era Claudio Fava quello, e questo mi ha accompagnato, questa consapevolezza, che è molto importante essere consapevoli di sé, mi ha accompagnato in questi 40 anni. La parentesi politica è definitivamente chiusa? Ma sì, non mi sembra che ci siano, non le condizioni materiali, ma proprio
la convergenza di sentimenti e di pensieri con ciò che, il modo in cui si è trasformata non la politica, ma l'esercizio della politica in Sicilia. Mi sembra molto, molto triste, per cui mi sembra importante fare politica, ma credo che gli strumenti per fare politica siano tanti. La scrittura è uno strumento fondamentale, non per costruire comizi, ma per raccontare storie, per entrare nella vita degli altri, per fare in modo che la tua scrittura diventi una narrazione possibile, che secondo me non è meno importante, anzi, della narrazione che questa politica offre. Anzi, speriamo che attraverso la scrittura si possano formare delle generazioni un poco più curiose e certamente più preparate. Grazie Claudio Fava per essere stato con noi. Subito dopo la sigla comincia il dibattito, oggi sui temi della giustizia. E allora ritorniamo in studio, in diretta, abbiamo cambiato un po' l'impostazione, abbiamo riempito il tavolo dopo aver ascoltato Claudio Fava sulla morte di Nitto Santapaola, una pagina scura ancora, straziante del racconto di questa città, di questa catena, ma di tutta la Sicilia. Claudio Fava certamente a ragion veduta ha detto delle cose molto, molto forti, molto importanti. Adesso entriamo però nel dibattito che avevamo preannunciato inizialmente, parliamo di giustizia. Partendo dal referendum sulla riforma della giustizia, si voterà il 22 e 23 marzo, ma in questa trasmissione, visto che noi, lo dico a tutti i nostri ospiti, vogliamo fare i tecnici, ma vogliamo arrivare prima di tutto a chi c'è dietro quella telecamera. Quindi vogliamo far capire alla signora Graziella, al signor Giuseppe e agli amici di che cosa stiamo parlando, perché i dati oggi non si possono più diffondere sondaggi, ma su questo referendum i dati di affluenza, di interesse sono veramente molto bassi. Quindi vedremo oggi se riuscite ad essere un po' più convincenti, lo dico a tutti. Allora vi presento gli ospiti. Alla mia destra Giusy Bartolozzi, capo di gabinetto del Ministro della Giustizia Carlo Nordio. Benvenuto Bartolozzi. Grazie. Ben trovata, anzi, perché torna dopo tanto tempo. Il professore costituzionalista Felice Giuffrè, componente laico del Consiglio Superiore della Magistratura. Buonasera. Continuiamo il giro con il procuratore Marco Bisogni, componente togato del Consiglio Superiore della Magistratura. Buonasera a tutti. Buonasera procuratore. La senatrice Ilaria Cucchi, senatrice di AVS, Alleanza Verdi e Sinistra. L'avvocato Fabio Anselmo, che è un penalista. Quindi insomma abbiamo tutti gli aspetti, tutte le sfaccettature di questa riforma che si vuole andare a votare. Saluto in collegamento il collega Giuseppe Pipitone del Fattoquotidiano.it. Ciao Giuseppe. Buongiorno a tutti. Giuseppe, c'è una finestra che sembra affacciato su San Pietro, mamma mia. Cosa? Vicino, Trastevere. Trastevere, va bene. Tra un po' ci sarà il collega Alfredo Pecoraro dell'Ansa, c'è credo il collega Antonio Condorelli che ci siamo. Eccolo qua, il collega Antonio Condorelli. Quindi insomma, dibattito ricchissimo. Prima di cominciare questo dibattito, vediamo di che cosa dobbiamo dibattere, no? Nella scheda Simona Mazzone ci ha fatto il punto su che cosa appunto si andrà a votare. Cos'è questa riforma della giustizia? Domenica 22 e lunedì 23 marzo gli elettori in Italia saranno chiamati a votare per il referendum costituzionale sulla giustizia, per confermare o respingere una serie di modifiche approvate dal Parlamento con la cosiddetta riforma Nordio, che modifica diversi articoli della Costituzione, dal 104 al 110, per cambiare radicalmente l'ordinamento della magistratura italiana. Si tratta di un referendum confermativo e non serve il quorum, conta solo la maggioranza relativa dei voti validi. Sul quesito si chiede se approvare il testo di legge costituzionale che modifica vari articoli della Carta relativi all'ordinamento giudiziario, alla separazione delle carriere tra giudice e pubblici ministeri, allo sdoppiamento del Consiglio Superiore della Magistratura e alla creazione di un'alta corte disciplinare per i magistrati.
La separazione delle carriere. Oggi i magistrati entrano in servizio tramite un unico concorso e possono passare, anche se con limiti introdotti dalla precedente riforma Cartabia, dal ruolo di pubblico ministero a quello di giudice e viceversa. Con la riforma le carriere diventerebbero 2. Chi sceglie di fare il PM non può fare il giudice e viceversa. 2 CSM invece di 1. Attualmente esiste un solo Consiglio Superiore della Magistratura per tutti i magistrati. La riforma ne creerebbe 2 distinti, uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri, entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica. Il sorteggio dei membri. Per evitare lo strapotere delle correnti politiche interne alla magistratura, i membri dei 2 CSM non verrebbero più eletti dai magistrati stessi, ma estratti a sorte. L'Alta Corte Disciplinare. Verrebbe istituito un nuovo tribunale speciale incaricato di giudicare gli illeciti disciplinari dei magistrati, togliendo questa competenza al CSM. I sostenitori della riforma, partiti della maggioranza di governo come Fratelli d'Italia, Lega e alleati più moderati, dicono che l'approvazione darà una spinta significativa alla modernizzazione del sistema giudiziario italiano. Sulla separazione delle carriere ritengono che separare i percorsi professionali di giudici e pubblici ministeri renderebbe più chiari i ruoli e garantirebbe maggiore imparzialità. L'istituzione di un'alta corte dovrebbe aumentare la trasparenza e le responsabilità e con il sì i giudici che sbagliano potranno essere sanzionati. Chi invita a votare no? Leader e comitati civici delle principali forze del centro-sinistra e del Movimento 5 Stelle contesta diversi aspetti della riforma. Primo tra tutti il pericolo per l'autonomia giudiziaria. Anche secondo associazioni dei magistrati, alcune delle modifiche potrebbero indebolire l'indipendenza della magistratura, mettendo troppa enfasi su organi esterni e meccanismi di disciplina. Per le ragioni del no, si tratta di una riforma politicizzata che accentua l'ingerenza della politica nella magistratura, mettendo a rischio la sua indipendenza. Allora, e questa è la riforma spiegata diciamo, in modo molto semplice. Allora, partiamo al contrario, diciamo, da chi non propone la riforma, da chi propone diciamo, di non andarla a votare. Procuratore Bisogni, parto da lei. Allora, lei è un tecnico, componente del CSM, perché questa riforma secondo lei non va votata? O meglio, non va approvata, non deve avere, diciamo, non deve avere luce? Beh, ci sono secondo me tante ragioni. La prima, partendo dal tema che è stato toccato dal servizio, quello sulla separazione delle carriere, è che io credo e penso che il pubblico ministero, come è strutturato ora nel nostro ordinamento, sia una grande ricchezza, qualcosa che non dovremmo perdere perché... Scusi, procuratore Bisogni, se la interrompo, mi scusi, siccome siete e da casa ci vedono, diciamo, 3 per il no e 2 per il sì, io devo chiedere, diciamo, per cortesia, se diciamo, i 2 sì accettano diciamo, il confronto con 3, quindi... Nessun problema, nessun problema. È una formalità, però. Grazie, ma nessun Forti problema. delle nostre ragioni. È una formalità, però dobbiamo farlo. Prego, procuratore, mi scusi. Ma si figuri. Le stavo dicendo, io credo che il nostro pubblico ministero sia una ricchezza per tutti i cittadini, perché è un pubblico ministero che funziona nel processo come una parte imparziale, e cioè un pubblico ministero che è indifferente alla condanna e all'assoluzione, e questo garantisce tutti i cittadini, prima fra tutti i cittadini meno forti economicamente, meno in grado di assicurarsi una difesa tecnica di qualità. Spesso si dice vogliamo il pubblico ministero parte in senso stretto perché il processo penale è una partita di calcio e l'arbitro deve essere il giudice. Io credo che questa metafora vada respinta con molta forza al mittente, perché il processo non è una partita di calcio, e non è una partita di calcio perché, se vogliamo restare nell'esempio, la squadra del pubblico ministero è una squadra che vince anche se si fa autogol, perché il pubblico ministero deve chiedere l'assoluzione se si convince che l'imputato è innocente. E però la interrompo, lo dico a tutti, facciamo interventi brevi così possiamo anche dibattere. Sulla storia del pubblico ministero, qua ribalto la palla, per usare la metafora calcistica, all'altro lato del campo, perché professore Giuffre, dottoressa Bartolozzi, la cosa che è stata detta sempre è però pubblico ministero e il giudice poi insomma sono la stessa cosa, hanno studiato insieme, hanno fatto i concorsi, insomma parlano la stessa lingua. Diciamo, dov'è la garanzia nel non separarli?
E questa è un po' la domanda. Prego, rispondete chiunque voglia. Certamente dal punto di vista ordinamentale è un disallineamento. Non si può avere un processo di parti, cioè un processo in cui accusa e difesa si confrontano davanti a un giudice terzo e imparziale, se il magistrato inquirente, cioè il pubblico ministero, e il giudice entrano in magistratura nello stesso concorso, frequentano le stesse scuole di formazione, sono amministrati dagli stessi organi, consigli giudiziari e consiglio superiore della magistratura, e quindi sostanzialmente hanno una solidarietà di fondo che spesso inquina il giudizio. Questo si vede nei rapporti fra il pubblico ministero e i GIP, i giudici per le indagini preliminari, e si vede anche nei confronti spesso dei collegi giudicanti. Per rendere il nostro ordinamento un ordinamento liberal-democratico occorre completare la riforma Vassalli, che è passata anche dalla riforma dell'articolo 111 della Costituzione, e finalmente separare le carriere anche dal punto di vista ordinamentale, per una giustizia più giusta, per una giustizia che assicuri tempi rapidi, decisioni certe anche per coloro i quali non si possono permettere grandi difese con anni e anni di processi. Prego, senatrice Cucchi. Se posso, con tutto il rispetto, dottore, personalmente da senatrice, ma soprattutto da cittadina oltretutto che per anni ha vissuto i processi, quindi è particolarmente titolata ad entrare nell'argomento. Devo essere sincera, a me preoccupa veramente molto poco il famoso caffè che possono andarsi a prendere giudice e pubblico ministero. Preoccupa molto di più ogni volta che la politica entra a gamba tesa nei processi, e glielo dico perché l'ho vissuto. Noi oggi, dottore, mi rivolgo a tutti voi, stiamo parlando di questa riforma in un momento storico molto complesso, nel quale i magistrati vengono quasi quotidianamente attaccati, subiscono attacchi da parte della politica per inchieste o per giudizi che non sono di loro gradimento, e questo ovviamente gli toglie di legittimità agli occhi dei cittadini. Vi faccio un esempio semplice. Quando io dico questo, allora lei diceva all'inizio, e diceva giustamente, noi oggi abbiamo il dovere di non parlare per tecnicismi, di non parlare in politichese, ma di parlare ai cittadini che ci stanno ascoltando, perché quello che vediamo oggi nei cittadini è che c'è un'estrema confusione su questo referendum. Io vi sfido a parlare, ad andare in giro a chiedere. La confusione deriva dal fatto che gli argomenti tecnici vengono messi in secondo piano e vengono messi davanti argomenti politici. Però io l'ho fatta parlare, chiedo scusa, certo, volevo però arrivare. dobbiamo dire le cose come stanno. Dopo sarà il suo momento. Io dico quello che percepisco da cittadina, perché io prima di tutto sono Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano Cucchi, quella che questi processi... Ma perché deve essere interrotta allora? Neanche da te voglio essere interrotta. No, hai ragione. Io parlo per quello che ho conosciuto sulla mia pelle, che, se permettete, vale più di tutto, e quindi mi rivolgo ai cittadini. Non credete a nessuno che vi dica che cambierà qualcosa nella vostra vita, nel vostro quotidiano con questa riforma, perché per voi non cambierà assolutamente nulla, anzi non è vero che non cambierà. Io sono del parere che nella vita di chiunque cittadino, ovviamente dei cittadini comuni, non dei colletti bianchi, che si troveranno a scontrarsi con la giustizia, sarà molto peggio di come sarà ora, perché con questa riforma, e ve lo spiegheranno meglio i tecnici, esisterà una giustizia che, sarà tale solamente perché ha i soldi per potersela permettere, e credetemi è così. Oltretutto, quando dico che la politica entra a gamba tesa, e questo è il vero problema della giustizia, insieme ovviamente alle lungaggini, insieme alla carenza di personale, questi sono i veri problemi che vanno a incidere sul funzionamento della giustizia. C'è appunto il famoso politico. Veramente qui chiudo, vi faccio un esempio semplice. Oggi, se dovesse passare questa riforma, il processo Cucchi, per esempio, non si potrebbe più fare. E sapete perché non si potrebbe più fare? Perché a poche ore dalla morte di mio fratello, quando nessuno sapeva niente sull'accaduto, l'allora ministro della difesa, Ignazio La Russa, uscì di fronte a tutte le telecamere nazionali e disse:
in buona sostanza. Non so nulla sull'accaduto, ma giuro sull'onorabilità dei carabinieri. Non lo sapeva nessuno quello che era accaduto. No, però questo non è consentito. Scusami, finire perché sennò diventano... Non si possono attaccare le forze dell'ordine, è un'oscenità. Voglio finire di parlare. Beh, sono 10 minuti però, io le sto cronometrando. Questo avveniva nel 2009 e così quei processi effettivamente sono stati condizionati dalla politica. Fatti di cronaca di questi, assolutamente sì, di cronaca di questi giorni. Parliamo del caso di Rovereto. Si lega le sentenze. Sul caso di Rovereto, tentando fin dal principio di condizionare il corso delle indagini. Il ministro dei trasporti Salvini. Allora, sentiamo la risposta della dottoressa Bartolozzi. C'è una tale commissione di piani che veramente sono esterefatta, perché quando si dice che la politica attacca la magistratura, io ricordo che il primo attacco sulla riforma fu da tale giudice Paternello che disse che la Meloni andava fermata perché siccome non era ricattabile era pericolosissima. E come queste ce ne sono tante, ma io non vorrei scadere in questo dibattito che è veramente mortificante, quindi respingo al mittente le accuse perché non c'è un attacco, c'è una... attaccata direttamente. Assolutamente, c'è una l'ha detto lei ha detto che la politica attacca come io non l'ho interrotta, gradirei non essere interrotta. No, non litigate e poi non si capisce niente. No, io non litigo, di solito interloquisco, non litigo. Comunque, la cosa che i cittadini dovrebbero comprendere è che qui non c'è una guerra tra due clan, politica e magistratura. La riforma è tesa ad una cosa, io lo dico da magistrato, sono 27 anni in magistratura. La riforma è tesa a far recuperare alla magistratura la credibilità che ha purtroppo, e lo dico da magistrato, perso. Perché quando il dottore Bisogni, collega che stimo moltissimo, dice che il PM deve, anche quando si accorge che ha torto, ritornare sui suoi passi, io chiedo al dottore Bisogni, ma quanti processi ci sono stati fatti non nelle aule giudiziarie, ma fuori dal processo? Quante vite spezzate? Quanti cittadini hanno dovuto sopportare processi per 10, 15 anni per poi a un certo punto dire, sa che c'è, mi dispiace, non ci sono prove, il reato non sussiste. Ma la riforma risolve questa cosa? Assolutamente sì. Se posso, assolutamente sì. Andare in pubblicità, un attimo. Chi interviene? La risposta, in questi processi chi interviene? della dottoressa Bartolozzi, ripeto la domanda. La riforma risolve questo? Assolutamente sì, perché restituisce credibilità alla magistratura. In che modo? Mettendo dei paletti, degli stop importanti. Intanto, il primo, non è vero che noi riformiamo 7 articoli della Costituzione, ne riformiamo 2, gli altri sono accomodamenti di norme che sono conseguenziali, il 104 e il 105. E non è vero che noi non diamo garanzie all'organo dell'accusa, cioè il PM, perché in questa riforma il 104 dice testualmente che l'organo giudicante e l'organo requirente, entrambi, sono elevati a... Come la risolve il problema dei tempi? Cioè un cittadino che è indagato, non stiamo parlando di politici che magari hanno anche disponibilità per potersi permettere i processi eccetera, anche se poi in qualche modo restano appesi, diciamo. Ma sa cosa ha fatto il Ministero in questi 3 anni, cosa che evidentemente la nostra interlocutrice non conosce, rispetto per esempio alla politica del governo Conte, ma i conti li posso sciorinare tutti. Noi abbiamo assunto 30.000 unità in 2 anni e mezzo di personale amministrativo, di cui 9.438 personale OPP a tempo indeterminato. Abbiamo fatto 6 concorsi, dico 6 in 2 anni e mezzo. Abbiamo assunto 35.000 unità di agenti della penitenziaria. Poi, se vuoi, torniamo sul tema del carcere. Sa quanti ne ha fatti il governo Conte 1 e Conte 2 in 2 anni? 3.300. Se stiamo parlando di efficienza e efficacia, le dico quali misure questo governo ha attuato, in modo che i cittadini sappiano, per la prima volta in 70 anni noi colmiamo i vuoti della magistratura con 6 concorsi. Allora, dottoressa, vi interrompo un attimo. No, ma è una domanda da fare. Una domanda. Come mai allora la CEDU ha condannati perché non riusciamo a far funzionare la risposta dopo a far garantire il diritto dei difesa, a garantire il diritto dei difesa e dei non abbienti. Rispondono tutti dopo la pubblicità. Sì, però il problema è questo. Se noi affrontiamo la politica, sì, certo. Allora, rientriamo in diretta. Oggi questa trasmissione è dedicata alla riforma della giustizia. Il referendum sarà 22 e 23 marzo. Procuratore Bisogni, prego, la replica alla dottoressa Bartolozzi. Allora, si cambia un sistema quando il sistema non funziona. L'ipotesi che il pubblico ministero e l'attuale assetto del pubblico ministero in Italia è un assetto che garantisce prima di tutto i cittadini. E vi dico perché. Perché se noi compariamo il nostro sistema con quello dei
i sistemi a cui si ispira questa riforma, verifichiamo agevolmente che gli errori giudiziari e le ingiuste detenzioni sono maggiori in Francia, dove il PM è sottoposto all'esecutivo, sono maggiori in Inghilterra e negli Stati Uniti, dove esiste il sistema a cui noi ci stiamo ispirando. Quindi questa riforma non risolverà in alcun modo, come dice correttamente lei, gli errori giudiziari. L'efficienza del sistema. Quando si parla di efficienza del sistema, i cittadini dovrebbero sapere che in Italia noi abbiamo 3,8 pubblici ministeri in 100.000 abitanti. Sapete quante ce ne sono in Europa? 14. Sapete quante indagini nuove fa un pubblico ministero in Italia ogni anno? 1230. Basterebbe investire. Sapete quanti ne fa in Europa? 204. Non basta coprire gli organici, bisogna moltiplicarli. E sapete perché i cittadini, nonostante il lavoro dei magistrati, che è il doppio, il triplo, a volte il quinto della media europea, hanno ancora un servizio scadente? Ed è questa la nostra frustrazione come magistrati per primi, perché le risorse non sono sufficienti. Questa riforma, da questo punto di vista e con riferimento ai tempi di giustizia o agli errori giudiziari, non c'entra assolutamente nulla. Domande dei colleghi, Condorelli, Pipitone, che non so se la regia può mettere in onda quella cosa che... No, non lo possiamo fare, è una schermata di La Russa che accusa, insomma. No, è una schermata importante, perché oggi c'è un problema molto serio, che le persone da casa sostanzialmente, ecco qua vediamo il post del Movimento 5 Stelle, premesso che io non ho nulla da difendere Ignazio La Russa e assolutamente non condivido nulla, anzi la quasi totalità delle sue posizioni politiche, però questo post vi dimostra come in questo momento è in corso una confusione totale, che in questo caso è stabilita anche dai partiti, rispetto a quello che sia l'oggetto reale di questo referendum, perché si sta spingendo, e devo dire che anche la destra in questo caso sta facendo degli errori clamorosi di linguaggio, si stanno spingendo le persone a votare, uno, per l'odio nei confronti del governo, due, per l'odio nei confronti di determinati personaggi politici. Tre, qual è la conseguenza? La conseguenza Domanda, Antonio. Le correnti sono una casta? Posso? Prego. Assolutamente sì, sono magistrato e quindi lo posso dire con cognizione di causa. Non sono mai stata iscritta ad una corrente, ma posso certificare, e dico certificare, che ad oggi tutti i magistrati che ricoprono incarichi semidirettivi o direttivi, tutti i magistrati che stanno seduti al CSM, tranne il collega Miranda che è un indipendente, tutti i magistrati che stanno seduti all'ANM sono frutto delle correnti. Questo che vuol dire, attenzione, che sono tutti cattivi? No, ci sono eccellenti colleghi, ma per tanti eccellenti colleghi che arrivano a quei posti per la spinta, unicamente per la spinta delle correnti, ce ne stanno tanti altri che sono altrettanto bravi e che a quei posti non arriveranno mai. E questo è un dato che non può essere smentito, perché, ripeto, siamo in grado di fare nomi e cognomi di tutti e vedrete che quasi tutti, forse lo 0, non appartiene a correnti. Questo è un dato storico che è inconfutabile. Spieghiamo però che la questione, diciamo, del sorteggio riguarda, è ponderato per i membri laici, secco per i magistrati. Quindi significa che ponderato sarebbe un listino il ponderato. Esatto. Il ponderato sarebbe la politica, mette i nomi e poi da quei nomi si scelta del meccanismo. No, aspetta un attimo, c'è Giuseppe Pipitone, un attimo. Andiamo in conca. Sul sorteggio vorrei dire una cosa. Sul sorteggio, professor Giuffre, la sente. Prego. Se possibile, Prego, Una Giuseppe. domanda per la dottoressa Bartolozzi. 4 giorni fa il ministro Nordio a Bari ha detto che dopo il referendum metterete mano all'arresto preventivo. Ci può dire in che modo metterete mano all'arresto preventivo? Non è al tavolo dei lavori, il ministro ha detto che si discuterà, cosa che faremo sicuramente con l'aiuto prima di tutto dei magistrati e poi del CNF, di una serie di riforme che il ministro vuole attuare sia sul codice di procedura penale sia sul codice penale, ma non è all'attualità ed è una riforma che faremo insieme. Quelle sì, perché sono con legge ordinaria. Quindi speriamo il ministro ha citato una riforma non attuale? No, nel senso che non la stiamo esaminando adesso. Ha detto che ha espresso, è il ministro della giustizia, quindi potrà dare le linee programmatiche della sua azione. Ha detto che tra le tante cose che si faranno, ma so che cosa ha detto e so qual è il suo intento, e quelli sì farle insieme. Purtroppo questa è la riforma costituzionale, non si è potuta fare né insieme alla magistratura, e a noi ne duole moltissimo, né insieme al Parlamento, perché c'è stata una forma di ostruzione, 54 audizioni alla Commissione Affari Costituzionali in prima lettura, anzi 59, con 2 anni e 8 mesi di lavoro per far sì che poi la riforma andasse a confluire in un momento in cui il CSM già era stato eletto, sarebbe stato eletto con le nuove riforme. Quindi speriamo. Senta, dottoressa Bartolozzi, lei
lei è un magistrato con una lunga carriera alle spalle. Le volevo chiedere che un'opinione anche su quello che ha detto qualche settimana fa il ministro Tajani sul fatto che dopo il referendum bisognerà togliere la polizia giudiziaria dal controllo del DM. La ringrazio per la domanda. Non mi piace commentare le opinioni altrui, preferisco commentare le mie, però le dico che la riforma non tocca minimamente nel 109, la riforma costituzionale, nel 109 della Costituzione, che dice che la magistratura dispone della polizia giudiziaria, e quindi per modificare questa norma ci vorrebbe un'altra riforma costituzionale che noi non stiamo facendo. Lei sarebbe favorevole a una norma del genere? No, assolutamente no, allo Stato. Perfetto, questa è una notizia. Dopodiché non tocca neanche gli altri due diciamo, disposizioni del codice, non le abbiamo toccate neanche queste, le altre due disposizioni del codice di procedura penale, soprattutto l'articolo 358 che dice che il PM deve fare anche indagini difensive, la dico quindi nell'interesse dell'indagato, e questo a tranquillizzare il collega Bisogni, che pensa che noi in questo modo sminiamo la natura del pubblico ministero. Il pubblico ministero così adesso e così rimarrà dopo la riforma costituzionale, non cambiano assolutamente i poteri del pubblico ministero. È solo più garantito perché è elevato come è veramente eccessivo. No, è così. Allora scusate, posso rileggere perché l'ha detto il servizio, ma lo rileggo. No, perché se no non capiamo. All'articolo 104 della Costituzione è sostituito: la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente, a meno che di non far dire una cosa diversa al dettato costituzionale. Non c'è nessuna norma che dica che il PM sarà sottoposto all'esecutivo. Ci vorrà un'altra riforma costituzionale. Ma io non ho mai... Questo governo non farà. Io non ho mai Perché pensato... il ministro della giustizia ha detto più... Posso dire? Perché il ministro della giustizia ha detto più volte che... Giuseppe, un attimo, perché ci sono... Un attimo. Allora, volevo sentire un attimo l'avvocato Anselmo, che ha qua un malloppo di carte, insomma, che ci vorrebbero 8 trasmissioni per sviscerarle tutte. Avvocato, che cosa è successo? Si agitava ogni volta che diceva qualcuno qualcosa. No, tra l'altro io lo dico, scherziamo con l'avvocato, però insomma l'avvocato ma la cosa più, è un penalista che ha seguito molti processi. Esatto, diciamo la cosa più se vogliamo comica è che io mi trovo qui a difendere il pubblico ministero e a dire chiaramente che il pubblico ministero come figura non può essere considerato pari all'avvocato penalista. Scusi, avvocato, se la interrompo, sì. Questo per dovere di cronaca, un attimo Antonio, scusi, per dovere di cronaca. Ma la parità è un principio costituzionale. Non dobbiamo parlarci addosso, un attimo. Tutti gli avvocati, o meglio, gran parte degli avvocati sono per votare il sì alla separazione. Questo in base a che cosa lei lo afferma? Beh, abbiamo fatto un sacco di trasmissioni, abbiamo avuto tutte le camere penali. Allora, le camere penali di cui la maggior parte, insomma, se posso dire, di cui mi onoro di far parte, rappresentano nemmeno il 4% dell'avvocatura italiana. Ok? Quindi dobbiamo cercare un attimino di... Ma se posso entrare nel merito, perché qui si dice che deve essere il merito, io vorrei entrare nel merito delle questioni delle correnti. La questione delle correnti, le correnti hanno un'origine nobilissima, perché le correnti della magistratura, l'associazionismo, ha fatto in modo che la Costituzione, che è entrata in vigore... Va bene, se la dottoressa... Non sto difendendo, ho detto non interrompere, anzi andavo in sua difesa. Diciamo, no, non mi faccio distrarre, ma sono troppo abituato ai processi per sapere che queste sono azioni di disturbo. Siamo in televisione. Ho capito, però stiamo processando una riforma che non condividiamo. Le correnti hanno un'origine nobilissima. Senza le correnti non avremmo avuto un processo di adattamento, storico, della Costituzione, che arriva nel 1948, quando diciamo la Corte Costituzionale arriva solo 8 anni dopo e si inserisce come un corpo estraneo, perché non è vero che ha plasmato lo Stato, e lo Stato non era pronto per ricevere quella Costituzione, perché il mondo dei tribunali è sempre stato ostile a quella Costituzione, fino a che pian pianino, attraverso un processo di adattamento, con l'entrata in funzione della Corte Costituzionale, ma soprattutto con la famosa, con le famose correnti, con i pretori d'assalto che hanno adottato come criteri di giudizio, come faro, la Costituzione, a dispetto di un atteggiamento conservativo, naturalmente conservativo, perché faceva parte del retaggio culturale dell'epoca, hanno introdotto concetti come il danno biologico, come il diritto di sciopero, come il diritto, per esempio nel 1959, il diritto di critica. Sono d'accordo con l'avvocato. Io questo per dire, perché sembra che le correnti siano delle associazioni mafiose. Sono d'accordo con l'avvocato. Detto questo, le correnti, che ci sia una degenerazione nel sistema delle correnti...
ragionamento se non può rispondere. Ecco, no, chiudo il ragionamento. Che ci sia stata una degenerazione, questa l'abbiamo vissuta tutti, la vediamo, e la degenerazione ha due nomi, che sono Palamara e Ferri, che sono stati, diciamo, diventati... No, non ha due nomi. Non è vero per niente, Allora, ce ne sono posso tanti rispondere? altri. Sono d'accordo con lei. Sono d'accordo con lei. Parliamo dell'hotel San Paolo. Allora, sono d'accordo con lei, tanto sono d'accordo con lei che le dico, sì, sono tanto d'accordo con lei. È vero o non è vero che Cosimo Ferri è tornato grazie all'autorizzazione, alla giunta autorizzazione a procedere a fare il giudice al Tribunale di Roma? Un ruolo fondamentale a partire da metà degli anni 60. Io le faccio una domanda. Solo che esaurita la loro carica ideale, culturale, sono state una degenerazione che ha trascinato a terra la legittimazione dell'intero ordine giudiziario. Noi in questa riforma sosteniamo il sorteggio proprio perché abbiamo fiducia nella stragrande maggioranza dei magistrati che sono professionisti di altissimo livello, che fanno il loro lavoro ogni giorno nelle aule dei tribunali. E proprio per questo, perché Quindi abbiamo una quelle delle grandissima correnti considerazione dei magistrati, non sono buoni siamo magistrati. convinti che il sorteggio consentirà Vuol dire che una quelli delle scelta correnti non sono di che aderiscono alla componenti del magistratura Consiglio Superiore della democratica, Magistratura ONM, che sapranno al meglio valutare i loro colleghi, che sapranno al meglio esprimere ma chi i ha salvato giudizi che servono per il nominare i simbolo di questa direttivi e i semidirettivi, degenerazione? che sapranno al meglio sindacare eventuali illeciti disciplinari. È un atto di grande fiducia nella stragrande maggioranza dei magistrati quello di sorteggiare i componenti del CSM. Scusate, posso chiedere al magistrato sulle correnti? Perché insomma fa parte della corrente, dottore Bisogni. Se posso avere, diciamo... Ma risponda alla mia domanda, intanto. Lei fa parte Certo, sono stato eletto con Unità per la Costituzione dopo un grande procedimento di rinnovazione e di rinnovamento che il gruppo ha fatto dopo i fatti noti. Io non nego le degenerazioni e le complessità che abbiamo attraversato nel 2019. Ma vorrei ricordare che quelle perplessità e complessità sono avvenute non tra magistrati e magistrati, ma tra magistrati e componenti politici. E tutte queste questioni erano intorno al tema delle nomine, e questo è il vero problema centrale, è le nomine. E quando io e altri ci siamo candidati per provare a cambiare e ad entrare in discontinuità con quello che era accaduto, abbiamo detto alcune cose semplici. Abbiamo detto, guardate che il problema intorno alle nomine dei magistrati ruota intorno alla figura del procuratore, perché, lo ricorderete tutti, nel 2019 si discuteva sempre e soltanto di procuratori. E perché si discuteva di procuratori? Perché i procuratori hanno molto potere all'interno degli uffici giudiziari. Io ed altri ci siamo candidati dicendo, guardate, è necessario cambiare l'assetto degli uffici di procura, e sfruttando la Cartabia abbiamo effettivamente proposto e approvato una circolare che ha reso più orizzontale la distribuzione dei poteri all'interno degli uffici requirenti, garantendo quindi di sdrammatizzare la figura del procuratore. Questa scelta che è stata portata avanti con una evidentemente responsabilità politica. Nessun sorteggiato avrebbe potuto proporre un programma del genere, perché questo programma è un programma, fammi concludere, un programma politico, perché il Consiglio Superiore non fa soltanto trasferimenti di magistrati, ma fa tante altre cose fondamentali, e le promozioni sono meno rilevanti. Fa, ad esempio, l'organizzazione degli uffici. Sì, sono per me la parte meno rilevante. Questo è il discrimine fra fatemi concludere il ragionamento. Secondo E perché vi dico che questa faccenda delle degenerazioni delle correnti è soltanto il pretesto? Perché se effettivamente si fosse voluto mettere mano al tema delle nomine, sottraendolo tanto alla politica quanto ai magistrati, c'era una soluzione molto semplice. Visto che loro ritengono che tutti i magistrati sono buoni per andare al Consiglio Superiore con il sorteggio, bastava sorteggiare i dirigenti degli uffici. Bastava una legge ordinaria, e invece si passa da questo calvario costituzionale, perché il vero obiettivo è spostare il pallino su chi controlla le nomine degli uffici giudiziari dalla magistratura alla politica. È questo che non torna. E questo è il punto che non funziona. Il mio amico e collega Marco Bisogni sa bene qual è il punto che ci divide, perché ci siamo confrontati tante volte fino a ieri sera e continueremo a confrontarci. Il punto fino al 22. Sicuramente fino al 20, anzi fino al 23. Siamo ormai conviventi di fatto. Siamo conviventi di fatto. Il punto che divide me da Marco Bisogni è uno. Secondo Marco Bisogni il CSM deve fare politica, e lui come magistrato
politica giudiziaria, la politica giudiziaria è una cosa parte diversa, non è dell'indirizzo politica. politico del Paese, spetta al Parlamento. Esatto. Lui ritiene che il Consiglio Superiore della Magistratura debba fare politica, e come lui lo ritiene Magistratura Democratica, lo ritiene Aria e lo ritiene anche Unità della Costituzione rappresentata per la Costituzione. Io non ritengo che debba fare politica, rappresentata debba fare politica giudiziaria. Io invece ritengo che il CSM non debba fare politica, il CSM fa alta amministrazione e deve essere competente, come dice l'articolo 5 della Costituzione, a fare tutto ciò che attiene alla carriera del magistrato. Le scelte di politica giudiziaria in un sistema democratico, in uno Stato di diritto, come siamo noi fino a prova contraria, le fa il Parlamento. Questo avviene in tutti i paesi dell'Occidente, e questa anomalia tutta italiana per cui il Consiglio Superiore della Magistratura deve fare politica è una cosa dal punto di vista costituzionale veramente incomprensibile, che fa male al prestigio di tutti i magistrati che ogni giorno quotidianamente lavorano e sudano sulle carte nei tribunali. Non è politica, è politica giudiziaria, organizzazione degli uffici giudiziari e della funzione giudiziaria. Pertanto governo autonomo. Non sovrapponiamo la politica in senso stretto con quello che ho detto io. Questa è la riforma fatta soprattutto per la magistratura e per il servizio giustizia, e quindi accadere anche per i cittadini. Ma quello che diceva il consigliere Giuffre è talmente vero che se voi andate a leggere, io sono fissata con le norme, perché vede, i cittadini devono sapere che solo il testo canta, nel senso che tutto quello che noi vi diciamo voi lo dovete riscontrare sul testo, perché se no parliamo di nulla. Allora il 105 dice che spettano al Consiglio Superiore della Magistratura, questa è vecchia versione, secondo le norme sull'ordinamento giudiziario, le assunzioni, assegnazioni, trasferimento, prima era promozione, oggi sarà le valutazioni di professionalità, e i conferimenti di funzioni riguardo i magistrati, il che vuol dire, mi dispiace Marco, che il CSM per Costituzione è un organo di alta amministrazione, punto. Dopodiché abbiamo visto che con normazione secondaria il CSM si è allargato, quindi dà i pareri sulle leggi del governo e del Parlamento, anche se non riguardano l'organizzazione degli uffici. Anche, per esempio, ne metto una, sull'abuso d'ufficio, non è una norma che deve passare al parere. Perché ho il decreto sicurezza? Perché quella non incide, il decreto sicurezza in parte, ma l'abuso, che è proprio la norma processuale, non deve passare o la separazione delle carriere ha delle ricadute, ma quando le norme che fa il Parlamento o il Governo non hanno ricadute sul sistema organizzativo, non devono passare per il parere del Consiglio giudiziario. Invece il CSM è diventata la terza Camera, per cui ogni provvedimento che noi facciamo passava, noi adesso abbiamo cambiato sistema, come sa il consigliere Bisogni, questo governo, ma prima tutte le norme che passavano erano governativo, parlamentari, passavano prima dal CSM, che ci diceva ci piace o non ci piace, e poi guarda caso i magistrati venivano sentiti in audizione al Parlamento. Il giudice, adesso ve le votate direttamente da soli, invece. Il giudice pronuncia il nome del popolo, il giudice pronuncia il nome del popolo italiano, ma non rappresenta il popolo italiano. A rappresentare il popolo italiano sono i parlamentari, e questa cosa dovrebbe essere sentita ancora di più dall'unico parlamentare che abbiamo in aula, che è la senatrice Cucchi. Vede? Allora, devo andare pubblicità, torniamo subito dopo. Rientriamo in diretta, il nostro dibattito sulla giustizia, sul referendum della giustizia, con noi il capo di gabinetto del ministro Carlo Nordio, il ministro della giustizia Giusy Bartolozzi, componente laico del CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura, il professore Felice Giuffre, componente togato del Consiglio Superiore della Magistratura, il procuratore Marco Bisogni, la senatrice Ilaria Cucchi di Alleanza Verdi e Sinistra, l'avvocato penalista Fabio Anselmo. Allora, faccio una provocazione, perché poi insomma torniamo un po' indietro il clima. Vabbè, ma non è così. Anche per fare entrare un po' anche i nostri telespettatori che vorrebbero capirci qualche cosa. E lo dico alla dottoressa Bartolozzi, perché di questa separazione delle carriere, insomma, se ne parla da tempo, perché si è detto sempre che, insomma, questo era il pallino del presidente Berlusconi. Questa riforma doveva essere il pallino del presidente Berlusconi. Da questa che poi è diventato, diciamo, argomento di dibattito pubblico, quindi che esulava poi anche i tecnicismi sulla riforma stessa, si è aperto un dibattito enorme nel Paese e soprattutto nella politica. In alcuni casi
sembra di ricalcare quello che è successo, diciamo, con il referendum di Renzi, un referendum che doveva essere e doveva cambiare alcune parti della Costituzione e poi si è spostato verso un referendum sul governo. Allora guardate questo servizio che ha preparato Simona Mazzone con alcune dichiarazioni pubbliche di tanti esponenti politici e non, e capirete meglio a cosa mi riferisco. Nostre ragioni per il no a questo referendum costituzionale. Non è un voto pro o contro la magistratura, non è un voto pro o contro un governo, è un voto sulla nostra idea di democrazia. Basta alle correnti politicizzate della magistratura, basta all'elezione di quei componenti da parte del Parlamento, quindi basta al controllo della politica sulla magistratura, esattamente il contrario di quello di cui veniamo accusati. Quindi io penso che votare sì è interesse dei cittadini. Per questo referendum noi siamo per un no convinto, noi del Movimento 5 Stelle. Non c'è da girare intorno, diciamolo chiaramente. È un referendum che non serve in nulla, non aiuterà in nulla il sistema giustizia. Chi vota sì sceglie di togliere la politica dai tribunali, sceglie di togliere il potere di nomina, di promozione, di spostamento alle correnti, che sono quasi tutte di sinistra. No, io voto certamente no, è un argomento che mi preoccupa molto e che mi sembra che si pongano le basi per arrivare poi a un controllo di tipo dittatoriale. Io personalmente sono per il sì, non contro i magistrati, ma per i cittadini. Sono per il sì perché ritengo, come dice la Costituzione già adesso, che le parti in ragione di parità si devono confrontare davanti a un giudice terzo. Noi abbiamo la garanzia che il pubblico ministero sia valutato soprattutto dai giudici. E questo ci toglie il rischio che il pubblico ministero, come succederebbe se vincesse il sì, e si giudicasse per conto suo. Voterò no al referendum, però diciamo che questa cosa del sorteggio differenziato, diciamo, a me non mi convince, anche perché mi sembra un po' a sfavore della magistratura e a favore della politica. I pubblici ministeri dovranno diventare gli avvocati dell'accusa ed avere gli stessi identici diritti degli avvocati della difesa nei confronti di un giudice terzo. Per questo è necessaria la separazione delle carriere. A mio parere voteranno sì certamente le persone a cui questo sistema conviene, quindi tutti i centri di potere che non vogliono essere controllati dalla magistratura, cioè 'ndrangheta, massoneria deviata, centri di potere. Non ho detto che quelli che votano sì sono tutti appartenenti ai centri di potere, sono tutti appartenenti all''ndrangheta, sono tutti appartenenti alla massoneria deviata. Inevitabilmente per il suo funzionamento occorre una profonda trasformazione dell'ordinamento giudiziario. Pensare che le carriere dei magistrati del pubblico ministero e quelle dei giudici potranno rimanere ancora a lungo indifferenziate. Personalmente io sul referendum dico, come qualsiasi elezione, andate a votare, poi ognuno voterà come vuole, la cosa importante è votare. Allora, questo è il clima, no? Persino a Sanremo si è parlato di questo referendum. Carlo Conti ha detto, il direttore artistico Carlo Conti ha detto: dice, andate a votare, dice, non per il sì o per il no. Posso fare intervenire i miei colleghi giornalisti, Giuseppe Pipitone? È un referendum questo è un referendum, dobbiamo essere realistici, è un referendum. Domande però veloci, Antonio, senza fare troppe riflessioni. È un referendum su Giorgia Meloni. Come interpretano il pensiero di Giovanni Falcone sulla separazione della carriera, che era per la separazione delle carriere? Questo ha bisogno, lo chiediamo, a Ilaria Cucchi. Giuseppe. Reclutare morti. L'avvocato Alzebo. Giuseppe. A me sembra che ci siamo persi una dichiarazione importante della dottoressa Bartolozzi sul CSM. Ha detto essenzialmente che il CSM, insomma, questa riforma serve anche affinché, diciamo, il CSM smetta di dare pareri sulle leggi. Ha citato il parere contrario che diede a suo tempo il CSM sulla riforma Nordio a proposito dell'abrogazione dell'abuso. È quello che è, però non consento di alterare. Io ho letto, nel senso che è di parte. Dottoressa Bartolozzi. Ma siamo in democrazia, non possiamo dire che il fatto che siano è un
un giornale che evidentemente è di parte. Ma quello che è, è notorio. Dottoressa, ma lei ha detto o non ha detto che è sbagliato? No, ma io non ho detto questo, io le ho letto, le chiedo scusa, io le ho detto il dettato, io ho detto che ai sensi della Costituzione il CSM dovrebbe fare quello che per dettato costituzionale le è attribuito, cioè organo di alta amministrazione. Poi le ho detto che nella storia, perché così è stato, si sono un po' allargati, nel senso che hanno dato, perché è così richiesto anche da precedenti governi, quindi mica solo sul loro impulso, solo perché era loro, anche da parte del governo, alcuni governi, hanno cominciato ad esprimere, ripeto, pareri su testi di legge per i quali non è previsto dalla Costituzione, non lo dice la Bartolozzi, lo dice la Costituzione. Il CSM non è un organo rappresentativo di quella politica giudiziaria di cui parla il consigliere Bisogni, quello è l'ANM. Il CSM fa l'abrogazione dell'abuso d'ufficio, che è una cercare di riforma. spiegare. Non ha profili organizzativi, dottore. Il tema... Non ha profili organizzativi l'abuso. Lei ha citato l'abrogazione vi spiego come non si possa... Non ha ricordo. Ve la fate a parte. No, ma a me fa piacere rispondere. Posso spiegare? Onestamente, cioè, vorrei capire qual è la posso difficoltà. spiegare come non si può spacchettare la competenza... Anche quelle parole di Gratteri. Arrivo. Vi posso spiegare come non si... Sì, arrivo subito. Vi posso spiegare come non si può spacchettare quello che dice Giussi e quello che dice Felice da una valutazione di natura politica. Quando io decido come devono essere valutati i magistrati, che è evidentemente una competenza consigliare, su questo siamo tutti d'accordo. Certamente. La modalità con cui io... Certo, se poi la vostra idea è diversa ne parliamo. No, le valutazioni quello disciplinari ne riparliamo. Io sto parlando di valutazione di professionalità, poi ne riparliamo. Quando io devo decidere se valutare un magistrato e se stabilire che per me è più importante la quantità o la qualità, faccio una scelta politica. Tutte le scelte che fa il Consiglio, anche quando... la politica giudiziaria, mi dispiace. Anche quando il Parlamento. Fatemi concludere il pensiero per dire che non potete pensare che il Consiglio Superiore faccia semplicemente A più B, perché le competenze di cui il Consiglio gode per Costituzione implicano delle scelte politiche, nel senso che occorre effettuare una scelta discrezionale che a monte a sua volta ha una scelta di natura politica per la quale c'è, a mio avviso, una responsabilità. E vengo a lei. È assolutamente così. E vengo a lei. Io non credo che citare persone, colleghi che hanno avuto nel tempo posizioni prima di questa riforma pro o contro abbia un senso. Borsellino era decisamente contro, il ministro Nordio prima di essere a favore era contro. 30 anni fa era contro, Marco. 30 anni fa, quando c'era il procedimento in considerazione. Facciamolo finire però, perché se no andiamo alla fine. Prego, 30 anni fa, le dichiarazioni di Giovanni Falcone, anche quelle di Falcone. Sì, ma non Nordio. No, per dire che il contesto che secondo me occorre valutare è questo contesto specifico, questa realtà in cui ci confrontiamo ora e secondo me legittimamente ognuno adesso assume la sua decisione. Andare a prendere i santi di qualche tempo fa non ha senso. E vi dico di più però, anche quando voi mi dite Vassalli questa è la riforma di Giuliano Vassalli che voleva assolutamente il processo accusatorio tra parti e quindi per questo la separazione. Vassalli è lo stesso che l'ordinamento giudiziario lo ha cambiato consentendo un numero illimitato di passaggi tra pubblico ministero e giudice perché era convinto che quello che serviva a pubblico ministero era la cultura del giudice. Questo è importante. Allora, senatrice Cucchi, un attimo, questo è un punto importante. Questo è un punto importante. Sentiamo un attimo, scusa, se no si perde lo spunto. Allora, perché lei la cultura che serve è la cultura del processo, non la cultura della giurisdizione. Che vuol dire la cultura del processo? In un processo di parti, che ognuno deve saper fare il proprio dovere osservando la legge. Non vi è una cultura della giurisdizione che accomuna il pubblico ministero e il giudice. Vi deve essere una cultura del processo che deve caratterizzare l'attività dei tre protagonisti del processo: l'accusa, la difesa e il giudice terzo imparziale. La cultura della giurisdizione è una parola vuota. Senatrice Cucchi. Allora, siccome in questo contesto mi rendo conto che è difficilissimo prendere la parola, per favore adesso mi si faccia parlare. Allora,
torniamo io sono molto contenta di tutti gli interventi tecnici, però inizialmente si era detto noi ci stiamo rivolgendo ai cittadini, quindi io voglio fare una domanda alla dottoressa Bartolozzi, in quanto che intanto a differenza mia che rispondo al mio elettorato, lei risponde a tutti i cittadini, lei assolutamente essendo non sono parlamentare, comunque la sua parte politica rappresenta no, la mia parte, io sono un tecnico, comunque la sua parte politica rappresenta tutti i cittadini, e io le faccio una domanda proprio in quanto ex magistrato tributarista. Sono ancora magistrato. Ok, io le chiedo questo. Allora, sappiamo, la mia domanda è molto semplice e è volta a capire perché l'interesse, tutto questo interesse nei confronti dei processi penali, quando sappiamo che i processi penali, mi corregga dottore se sbaglio, i processi penali sono in percentuale di gran lunga inferiore rispetto ai processi perché civili. I processi penali... No, devo finire. Fatela finire rispondendo. No, perché se non... Anche perché sta usando un linguaggio che tanti comprendono, quindi io vorrei approfittare di questo. Secondo me vorrei serve approfittare di questo. Prego. Diciamo è una percentuale molto più alta riguardo altri tipi di processi che nel civile, amministrativo, che poi alla fine sono i processi con cui il cittadino comune si trova più spesso a misurarsi. Allora, come mai tutta questo interesse per la parte Ti rispondo facilmente. No. Scusi. Per la parte penale, per il tribunale penale, perché a me è un sospetto per il processo penale, mi scusi, perché a me un sospetto viene onestamente. Io sono, oltre che in Commissione Giustizia del Senato, sono anche in Giunta per le immunità. E quindi mi viene in mente che tutto questo viene fatto non a tutela dei cittadini comuni, ma del politico di turno che poi puntualmente si nasconde dietro l'immunità, cosa che invece non è garantita ai cittadini. Le hanno abolite nel 93, ma che stiamo dicendo? Nel 1993 sono state abolite le immunità, ma che cosa diciamo? Autorizzazione a procedere. Non sarà la stessa cosa, la stessa cosa. Non parlo con voi, parlo con i cittadini. Cari cittadini, parli con i cittadini, ma dica la verità. Sappiate che se voi vi trovate ad affrontare un processo, se voi querelate una persona comune che vi ha offesi, allora forse avrete diritto a un processo, ma dovete essere ben consapevoli che se domani il Gasparri di turno vi offende, voi non avete... Ma dove c'è scritto? È falso. Tescaroli, processo Tescaroli. Ha offeso Tescaroli. C'entra perché perché c'entra? No, vorrei capire il senso di questa cosa con la riforma, perché io potrei anche essere d'accordo con lei. Le chiedo per quale motivo la politica e in particolare la vostra maggioranza di governo ha così tanta premura ad approvare una riforma che andrà a salvare anche questo tipo di secondo lei la riforma costituzionale incide sui procedimenti per i quali la Giunta alle autorizzazioni blocca l'autorizzazione nei confronti dei politici? Io non ho detto questo, ho detto che voi anziché fare gli interessi dei cittadini comuni che quotidianamente si misurano perché vi concentrate invece sul processo penale? Allora, qual è l'urgenza quando è una l'ho compresa, è per modestia mia, non certamente per incapacità processi. sua, è per modestia mia. La prima parte della domanda l'ho compresa. Perché ci occupiamo del penale? Perché purtroppo il penale uccide le persone, nel senso che quello era la cosa che avevo tentato, probabilmente senza riuscirci perché non sono abbastanza all'altezza, di dire alla prima battuta. Il penale è quello che rovina la reputazione, e lei lo dovrebbe sapere, uccide le famiglie. Poi può anche essere che dopo 15 anni una parte si sente dire che il fatto non sussiste, cioè che non hai commesso niente, ma nel frattempo hai le famiglie distrutte, revoca degli affidi, tua moglie ti ha lasciato, tuo figlio è scappato, gli devi dire perché è un'inchiesta. Quindi perché c'è questa attenzione sul penale? Perché è il penale che tocca la vita delle persone. Anche il tributario. No, mi fa finire. Ma la riforma la risolve questa cosa? Sì, no, in alcun modo, non c'entra nulla. Però non c'entra nulla. Come io non interrompo, vorrei finire. Questa riforma c'entra assolutamente sì, perché era quella cosa che ci siamo detti nell'incontro di prima, nel momento in cui la magistratura avrà riacquisito la credibilità che merita, perché io sono d'accordo con il collega Bisogno, la maggior parte dei magistrati lavorano seriamente in silenzio, purtroppo ci sono gli altri che orientano ed è di quelli che ci dobbiamo liberare.
Quando la magistratura avrà riacquisito la sua credibilità, le aziende si fideranno del nostro paese e torneranno a investire, le persone, i giovani che vanno via perché non credono nel nostro paese ritorneranno. Perché? Perché la magistratura sarà una parte di quei 3 ordini dello Stato che fanno andare bene l'Italia. Quindi riacquisire credibilità serve a tutti e serve ai cittadini, io serve alle imprese. capisco che la riforma sia la panacea di tutti i mali, ma che addirittura la riforma faccia rientrare i cervelli in fuga all'estero, io questa la trovo un po' eccessiva. Detto questo, però, non c'entra. Marco, te lo dico io ho un'inchiesta in corso. Sapete benissimo Marco, che non io c'entra. scapperò da questo Basta capire cosa è successo all'Ilva di Taranto. Questo è interessante, che questo giornalisticamente è interessante. Diciamo la verità, finché le cose non ci capitano sulla pelle, voi non avete idea di cosa vuol non dire. devi dire a me cosa lei lo sa, e io lo so. E dovrebbe essere la parte giusta, finché la giustizia non ti marchia, tu non lo capisci. In questo tavolo tutti sappiamo di che cosa si parla. No, ma soffrirla sulla propria pelle, io faccio appello a tutti i cittadini che hanno sofferto sulla propria pelle. Votate sì, e ci togliamo di mezzo la magistratura che sono plotoni di esecuzione. Fammi replicare perché questo è falso. È vero, in questo tavolo poi ho i colleghi che mi fai parlare? Mi fai parlare? Abbiamo plotoni di esecuzione. In questo tavolo tutti hanno legittimazione a parlare. Dal mio punto di vista, anche dal tuo punto di vista. Perché? Perché, come sai benissimo, la denuncia che abbiamo fatto io e altri colleghi sul sistema Siracusa, io l'ho pagata con 7 anni di processo civile. Marco, lo so. Quindi non venire a me a dire... Ma non lo faccio a te, ti voglio quindi dire che dire ai cittadini che questa riforma c'entra qualcosa con queste cose è sbagliato. Perché? Pipitone voleva chiedere, me lo dovete tenere alzato, lo dico alla regia Pipitone perché non lo sento più. Concludo. Alzate il volume di Pipitone. Il nostro sistema processuale non migliorerà di una virgola con questa riforma. Ma non è vero. Allora, il Pipitone, non ti sentiamo. Ho capito bene, la dottoressa Bartolozzi ha detto che intende andare via dall'Italia perché ha un'inchiesta in corso, quella sul caso Almasi. Lo sa cos'è, dottore Pipitone? Che quello che per un cittadino comune è corruzione, la magistratura noi l'abbiamo spacciata per autopromozione. Cioè io chiamo al collega e gli dico scusami, mi metti in questo posto perché ci sto bene, e questa è autopromozione, e questa è l'assurdità che i cittadini devono capire. E finché la magistratura non avrà la forza di dire basta, abbiamo toccato il basso e adesso risaliamo, questo paese non cambierà mai. Dottoressa, sono d'accordo con lei, un secondo solo. Dottoressa, io sono d'accordo con lei. Un attimo, non si capisce più niente, un attimo. Allora, Giuseppe, concludi. Giuseppe, io sono d'accordissimo con lei, bisogna recuperare credibilità, ma nella magistratura intendo. Ma come deve recuperare credibilità la magistratura? Nominando nuovamente Cosimo Ferri giudice a Roma, mi pare che il CSM ha votato pochi giorni fa. Dottore Pipitone, ma quello l'abbiamo fatto noi del governo. Quello c'è stato un TAR che ha detto che deve rientrare sulla base. Ma cosa dice? C'è stata una sentenza del Consiglio di Stato a cui ci siamo a procedere ha negato questo perché Cosimo Ferri è stato protetto dalla Camera. Il Consiglio di Stato ha deciso che Cosimo Ferri doveva rientrare in magistratura. Allora così perché però? Perché la Camera ha vietato l'utilizzo delle sue intercettazioni. Ma lasci perdere, ma guardi, io non voglio alzare la voce. No, però diciamo le cose come su Cosimo Ferri domande dirette, risposte dirette. Stabilito il Consiglio di Stato, lo chiede al consigliere Pipitone. Lo ha stabilito vuole vedere gli atti, la relazione, vuole vedere l'avvocato. Chiede a noi ci siamo adeguati a una sentenza. Ha votato la maggioranza di governo? La maggioranza di governo ha salvato Cosimo Ferri. Ha ragione l'amico Felice Giuffre, lo ha senz'altro deliberato il Consiglio di Stato. C'è però da ricordare che l'ultima attribuzione, certo. C'è da ricordare che Cosimo Ferri non ha avuto un disciplinare perché il Parlamento ha negato l'autorizzazione a utilizzare. Quelle sono prerogative parlamentari, Marco. 2 volte. Si chiamano in un paese democratico prerogative parlamentari di cui hanno beneficiato tutto nei tempi passati. Prerogative parlamentari. Non sto contestando le prerogative parlamentari, sto raccontando un fatto. E qual è l'esito di questa vicenda? Che di chi era all'interno del famoso del Champagne, l'unico a non aver pagato un
prezzo è il collega che... No, ci sono tutti quelli che non sono 97 magistrati non sentiti. Ce ne sono Calamaro, non voglio entrare in ai quella cittadini vicenda, voglio dobbiamo dire che semplicemente dire che Calamaro non entriamo in questa vicenda, se no non ce ne usciamo più. Però non mi parlate. Allora, io non riesco qui a parlare. Vorrei semplicemente dire. Io non voglio parlare. Allora, buoni tutti. No, mi devi far finire perché altrimenti finisca, poi c'è. voglio semplicemente dire che quei fatti sono stati scoperti dalla magistratura, che i magistrati che erano lì in quel posto sono stati tutti quanti sanzionati, tra quelli che erano del Champagne sono stati tutti sanzionati, tranne uno che era anche il politico. Questo è un dato di fatto. Guarda, Avvocato, velocemente, domanda... Non entro su questo tema, ha ragione il pubblico ministero perché ho gli atti e me li sono studiati, però a parte questo io volevo chiedere alla dottoressa, sono curioso, dottoressa, è lei, diciamo, o è una sua omonima che ha esercitato le funzioni di giudice presso la Corte d'Appello di Roma, di GIP, ecco. Quindi lei praticamente ci sta dicendo che in quegli anni non è stata imparziale, perché la riforma non c'era. Ma che vuol dire? Glielo chiedo. Io non sono, lei ha esercitato le funzioni del giudice, lei dice che... Io non sono mai stata iscritta a una corrente, io faccio parte di quegli 8.000 magistrati per bene, 8.000 e forse anche di più, gli altri fanno politica. Non è che non sono per bene, nel senso sono che per bene, qualcuno. non ti puoi permettere di dire che chi sta in un'associazione è una persona non per bene. Non ho detto questo è quello che è. Prego, però non scadere in questa mistificazione. Ti prego. Io non ho detto, no, io non ho detto chiedo questo. scusa, Io ho detto che ci sono quelli che stanno negli uffici giudiziari a portare avanti gli uffici in silenzio. Io le ho chiesto solo se lei si è sentita imparziale. Certo, ma perché io a me basta solo questo. Lei si è sentita imparziale col vecchio sistema. Sono iscritta ad una corrente e non ho subito le degenerazioni della corrente perché non ho mai chiesto niente ad una corrente. Giussi, chiedi, la corrente cosa c'entra con il processo? Marco, tu sei l'eccezione. Ti Ma ringrazio. il dottore Bisogni nell'ambito... vabbè, ma è troppo comodo però... No, io lo... Allora, dobbiamo fermarci. Offendere una categoria. Una parte di loro si autopromozione, ma lei capisce che quello che è corruzione si definisce autopromozione. In questo momento... Ma se lei chiede a un magistrato di spostarla e metterla in un posto direttivo, è corruzione o no? Allora, sono d'accordo con lei, però chi ha patteggiato adesso torna in carriera grazie al governo. In questo momento, chi ha patteggiato il torna in presidente carriera. della quinta commissione che gestisce le nomine in consiglio è Felice Giuffrè. Insieme al consigliere Chiedi a Felice Giuffrè se quando scegliamo in quella commissione ci interroghiamo sull'appartenenza correntizia. La risposta è no. Allora, noi ci siamo dati... Dopodiché ti chiedo, quelli che nominate sono tutti iscritti alle correnti? No. La risposta è sì. No, la risposta è no. Cos'è? La risposta è no e sì. Noi ci siamo dati un autovincolo spontaneamente qualche mese fa che fa sì che ormai l'83% delle nomine avvengano, ma perché ci siamo autovincolati. Il consigliere Bisogno lo sa bene. Mi risponda alla domanda, anche se siamo tutti e due per il sì. Mi risponda alla domanda. Tutti quelli che è il deliberato appartengono a correnti? Ma come? Ma non come fa a saperlo? Non c'è un registro. È così. È un registro delle correnti. Lo sappiamo così. È un registro delle correnti. Esiste un registro delle correnti. Come fa a saperlo? Dai, Marco. Ragazzi, facciamo così. Fermiamoci un attimo, l'ultima pausa pubblicitaria, poi ritorniamo. Io devo mandare, lo dico sempre ogni volta in questa trasmissione, dovremmo mandare anche i fuori onda, perché i fuori onda sono altre trasmissioni che poi insomma aprono altri dibattiti. Allora, ora io faccio una provocazione, tanto lei ma perché la chiamano Lazzarina a lei? Ah boh, deve chiedere a chi mi ci perché è bionda. Lazzarina questa cosa, Pipitone, perché la chiamate Lazzarina? Vorranno bene, non perché la chiamate Lazzarina? Se devo andare all'estero forse mi vogliono mandare in Russia. Posso dire una cosa sul procuratore? Gestisca molto al Ministero della Giustizia. Che? Amministra, grazie, sono il capo di gabinetto. Con pugno di ferro. Gratteri, allora, professore Giuffrè. Allora, a me... parole pesantissime. Parole pesantissime, devo dirvi che il dottore Gratteri, che peraltro umanamente stimo, perché è una persona sui generis, è anche pagato per le sue scelte, il procuratore Gratteri sa bene, ce lo siamo detti tante volte e anche recentemente, proprio a Sanremo la settimana scorsa, sa bene che se fosse stato per il sistema delle correnti, lui sarebbe ancora a fare il semplice sostituto in Calabria,
perché nessun esponente delle correnti lo aveva proposto per fare il procuratore nazionale antimafia, dove fu nominato l'attuale procuratore Melillo, e nessuno lo avrebbe nominato, come invece ha fatto questo Consiglio, alla procura di Napoli. Il procuratore Gratteri si è scagliato infatti in maniera molto forte contro le correnti ed è stato uno dei principali sostenitori del sorteggio. Trovate i video in rete, per esempio sulla 7, intervistato dalla Gruber. In questo momento il procuratore Gratteri fa una battaglia di visibilità, fra l'altro il procuratore Gratteri fra 1 anno e mezzo andrà in pensione, legittima, ma è il migliore sostenitore del sorteggio, perché proprio lui, senza i laici che l'hanno spinto fortemente alla procura di Napoli, sarebbe ancora a fare il semplice sostituto in Calabria, perché il sistema delle correnti lo ha sempre penalizzato. Procuratore capo a Catanzaro. Era procuratore a Catanzaro, scusate, in Calabria ho detto. Quindi insomma il tema è il tema è che il procuratore Gratteri sa benissimo quali sono le degenerazioni del sistema correntizio, tanto è vero che basta cercare online la sua intervista alla 7 per affermare come si pronunziò in maniera decisa, molto forte, davanti a Lili Gruber sul sorteggio, a favore del sorteggio ovviamente. Allora, adesso io riguardo sempre la senatrice Cucchi, perché la senatrice Cucchi ha capito, diciamo, dal primo momento a chi dobbiamo rivolgere. Secondo lei ci hanno capito qualcosa i nostri telespettatori? Secondo me ben poco. Ci siamo detti durante la pausa, quindi la signora Graziella non ha capito nulla di quello che volevamo dire, non siamo riusciti a farglielo capire. Allora, sulla domanda che è stata fatta io rispondo in questa maniera, rispondo con un'affermazione che è stata fatta ieri sera da un comune cittadino alla fine di un nostro convegno di Alleanza Verdi e Sinistra. Lui ha detto: io voto per il no. Non ci ho capito niente su questo referendum, però se devo decidere tra quello contro il governo Meloni, devo decidere tra quello che mi dice il procuratore Gratteri, che è sotto scorta perché ha fatto le inchieste antimafia, oppure quello che mi dice il governo della ministra Santanchè, che ha rubato i soldi ai lavoratori, io dico no. Basta che cerca su Quindi quello che dicevamo prima, è diventato un referendum politico. Che il procuratore Gratteri era per il sorteggio. Dottoressa Bartolozzi, è diventato un referendum politico. Lei fa la smorfia, però lo sa. Deve essere un referendum politico, io mi auguro che non sia così e mi auguro che le persone che hanno seguito il nostro dibattito, ma si recheranno il 22 e il 23 a votare, prima di andare a votare leggano il testo della nuova Costituzione. Fatevi un'opinione libera, vi prego, non state a sentire Gratteri, che sarà anche un grandissimo magistrato, ma sta dicendo in materia di riforma della Costituzione tantissime sciocchezze. Vi prego, leggete la riforma e fatevi un'idea libera, dopodiché andate a votare. Io vorrei concludere, diciamo, se possibile, anche una breve appello. Io credo che questa occasione comunque in generale nel nostro Paese ha riavvicinato molti cittadini alla Costituzione, all'idea di un dibattito su quello che importa realmente all'interno del nostro sistema. Questo sistema, il referendum, non serve a velocizzare i processi, l'abbiamo detto, i processi non andranno più veloci di un giorno, non migliorerà l'efficienza, non ridurrà gli errori giudiziari, perché il nostro sistema ne crea molti meno degli altri paesi, e l'introduzione del sorteggio aumenterà l'influenza della politica sulla magistratura. In questo settore, in questo contesto, i cittadini devono decidere. Posso fare una domanda, diciamo, che è quella che io sento dalla gente comune, e che è un disagio veramente, perché in questo paese, noi ce lo siamo detti più volte anche quando è venuto qua il professore Giuffre, anche con altri ospiti, in questo paese, diciamo, dove tutti la fanno franca in qualche modo, c'è una categoria che è quella dei magistrati, per cui viene detto sempre: ma perché il magistrato è quello che non paga mai anche quando sbaglia? C'è questa immunità, diciamo, de facto, no? Cioè il magistrato, anche se sbaglia i processi, ci sono delle assoluzioni eccetera, perché non paga? Questa secondo me è una delle fake news che io non lo so se va dentro il referendum, si stanno mettendo in giro su questo referendum. Se facciamo riferimento al sistema disciplinare, il nostro sistema disciplinare è un sistema disciplinare efficiente che funziona senza alcuna interferenza, e non lo dico io, lo dice il vicepresidente Pinelli in maniera chiara ed evidente. Il nostro sistema disciplinare ha un numero di condanne che è superiore 34. a quelle che sono tra i 40 e le 50 34. E sono superiori a quelli della Francia e della Spagna. Signora, qua stanno mandando alla Francia e alla Spagna. 2 magistrati su 10 nel corso della loro carriera
hanno una sanzione disciplinare. Censura, cioè. Questo e poi la valutazione. però mi devi fare finire. Sì, però, facciamo finire perché siamo già fuori tempo. La valutazione ho il minuto a tutti. Però siamo già fuori tempo. Si discute del fatto che ci sono pochi processi disciplinari, l'iniziativa del disciplinare è del ministro. Bravo. No, non è vero. Mi fai dire una cosa, anche questo è un falso storico. Si discute del fatto che il Ministero della Giustizia... No, non sa le norme. Sì, ma non è vero. Ma questo Posso non dire, mi perdete, siamo fuori. Non l'ho detto a te. Se si discute e se si contesta il tipo di provvedimenti adottati dal nostro giudice disciplinare, l'impugnazione è sempre del ministro. Non è così. Sapete quante volte lo ha adottato negli ultimi 2 anni? 6 volte. Allora, Giuseppe Bartolozzi. Una replica seria. Questa news mi stupisce che lo dica un consigliere del CSM. Il ministro può impugnare, lo dovresti ben sapere, quindi questo è falso. Ma non è vero, può solo impugnare per legge disciplinare solo i procedimenti disciplinari che ha attivato. Ma Giuseppe, ma non è così, lo sai bene. Marco, tu stai scherzando? Il ministro impugna solo ciò che attiva o solo le estensioni. Sì, gliela faccio fare. Allora, la seconda puntata, ma questo è falso pesante. Allora, un attimino. Professor Giuffre, lei ha parlato moltissimo. Il ministro può impugnare solo i procedimenti che attiva. Allora, avvocato, velocemente. Scherzi? Ho capito, però se continua a urlare non urliamo perché se continua ad urlare io non riesco a parlare. Allora, il tema è un tema delicatissimo e purtroppo riguarda... Buona Bartolozzi, un attimo. Cosa dici? Andiamo, va veloce, siamo fuori. Ho capito, però se mi interrompe... Allora, il tema è un tema delicatissimo, è un tema delicatissimo. È un tema per il quale, come avvocato, ne riconosco diciamo la sussistenza in un certo modo, se però mi viene consentito. Però il problema è che la responsabilità dei magistrati è un argomento delicatissimo. Certo. È un argomento che non può essere messo in mano alla politica, perché questo sarebbe l'errore più grave che potremmo commettere. Perché, se mi è consentito finire il mio pensiero, visto che tocca a me, questa riforma, e io mi rivolgo ai cittadini, dà la possibilità, di fatto con l'Alta Corte di Giustizia, con un tribunale speciale che non prevede nemmeno la possibilità di andare in Cassazione, introduce una sanzione disciplinare da parte di un organismo che può avere prevalenza da un punto di vista dei componenti politici. Non è vero. Va bene, lei dica che non è vero, io mi sono letto. Allora, chiudiamo qua. Domanda, Antonio. Anche se vogliamo... disciplinare deve intervenire. No, ma è sull'Alta Corte. È così, esclusivamente... Come replica la dottoressa Bartolozzi non mi tiri sul fuori caso 111 perché non primo, c'entra niente 111. Punto secondo, come Come ci risponde... rispondere? Perché non ho capito che dico. Scusate, Non ho capito neanche io. come replica la dottoressa Bartolozzi sul caso Almastri, sulle indagini chiuse. Punto secondo, il caso ECM sollevato dal report. Cosa stai chiedendo? Antonio, però anche tu devi ascoltare un attimo. Ti sta chiedendo la dottoressa Bartolozzi su cosa deve replicare sul caso Almastri. Sull'avviso, qual è la sua versione dei fatti? Come risponde lei? Facciamo qua il mio processo di nuovo, non sarebbe male. E poi il caso ECM di report, si parla della controllabilità di Palazzo Chigi, dei computer di Palazzo Chigi. È l'ennesima butad di report, e dico l'ennesima a ragion veduta, perché abbiamo già risposto, c'è un'inchiesta in atti che accerterà le responsabilità, ma ECM non controlla i computer dei magistrati. Sono stata abbastanza chiara o è rimasto qualche dubbio? No, chiarissimo. Chiarissimo. Dottoressa Giuffre, facciamo un'altra puntata. Perché se no un flash. No, io mi oppongo perché io mi oppongo. Perché poi succede oggi discutiamo. Allora chiudiamo con 2 risate che ci va a fare il nostro vignettista Totò Calì con le ultime vignette del giorno. Allora Totò, hai visto? Allora, la giustizia abbiamo qua in tutti i suoi aspetti. Vai. Eccomi. Io faccio delle vignette sul referendum. Allora, vai. Allora, tu lo sai cos'è un PM? Un supermercato. No, quello è l'MD. No, questa è la gente con la signora Graziella, il signor Giuseppe. Andiamo avanti. Poi. Andiamo avanti. Ecco qua. Allora, ti ricordi qualche referendum famoso sulla giustizia? Come dico io. Eh sì, quello dove hanno liberato Barabba. È quello di Barabba, quindi l'ultimo referendum. Poi, ma anche sulle vignette litigate tutte e due. Ecco, mi pare. Andiamo. Prossima. Io adoro Marco Bisogno. Andiamo avanti. E meno male, pensa se... Infatti sono stata buona. Questa l'abbiamo vista. Andiamo pronto, l'altra. Ok.
Sì o no? È una scelta troppo secca per un italiano. Aggiungiamo sì però, no, ma, vedremo, giustamente, ripeta sì, la domanda. Non piace agli italiani il sì o no, insomma devono aggiungere qualcosina in più. E in effetti, prossimo. Allora, questa conclusiva, che Dov'è? cos'è un referendum? Oh. Una votazione democratica per cui se ti piace una cosa e vuoi dire sì, devi scrivere no. Se vuoi dire no, scrivi sì. Hai capito? No. No. Benissimo, hai chiuso, ti hanno fatto gli applausi qui. Guarda, Chi voleva. Allora, grazie a tutti per averci seguito. Ringrazio Felice Giuffre, professore costituzionalista, membro laico del CSM, Consiglio Superiore della Magistratura. Ringrazio la dottoressa Giusy Bertolozzi, capo di gabinetto del Ministro della Giustizia Carlo Nordio. Ringrazio l'avvocato Fabio Anselmo. Grazie a voi. Adesso che fa con tutto sto faldone? Me lo porto in giro, andiamo a Cagliari, la prossima puntata è a Cagliari. Ringrazio la senatrice Ilaria Cucchi, senatrice di AVS, ringrazio il procuratore Marco Bisogni, componente togato del Consiglio Superiore della Magistratura. Io non so se abbiamo fatto un buon servizio oggi, ringrazio Giuseppe Pipitone, ringrazio Antonio Condorelli, i colleghi giornalisti, dico io non so, però avete capito certamente che il tema di dibattito è importante e scalda certamente non solo la parte, diciamo, della magistratura, ma anche certamente tanta politica. Dovrebbe scaldare un po' di più forse anche i cittadini negli ultimi 15 giorni. Alla prossima settimana con Il Punto. Grazie.